2 anni di pandemia ci hanno certamente cambiati, ma non hanno scalfito il senso del dono e del volontariato tra noi friulani. La nostra regione rimane in testa per quanto riguarda la donazione del sangue, del plasma, un esempio virtuoso, quello del dono del sangue, che non si ferma e che vale soprattutto la salute di tante persone. Buonasera Screenshot, questa puntata dedicata, lo avete capito, insomma, alla donazione del sangue con Roberto Flora, presidente provinciale della FDS. Grazie. Grazie per essere venuto in trasmissione. Grazie a voi per l'invito. Allora, prima di tutto le chiedo, visto che noi parliamo sempre di attualità e fatti di attualità riguardano anche il dono del sangue, cerchiamo un po' di smantellare le fake news, il vero nemico del giornalismo e anche di quello che vuole andare a pensare le persone leggendo sui social, che sono il bene e il male, diciamocelo. Ci si può donare il sangue da vaccinati, da guariti al Covid o non vaccinati? Sì. Assolutamente sì. Il sangue lo possono donare tutti, vaccinati, non vaccinati. L'importante è che siano bene in salute. Questo sì, è stato smentito anche queste fake news dal Centro Nazionale del Sangue, dallo stesso dirigente, dottor De Angelis. Ed è importante che la gente lo sappia, perché giustamente, come dice lei, le donazioni non possono fermarsi, quindi non possono fermarsi su una notizia falsa, magari non fondata. Ecco, questi noi dobbiamo andare anche dietro la scienza e anche pensare che la scienza fino adesso ha fatto dei salti mortali, ma soprattutto ha portato anche dei grandissimi risultati. Perché pensiamo cosa si può fare col sangue oggi, che una volta non si poteva fare. È stato scorporato, si può donare plasma, si può donare sangue, si possono scomporre i suoi elementi, creare dei farmaci, che oggi come oggi tantissime persone ogni giorno assumono per sopravvivere, per avere una vita dignitosa. Ecco perché bisogna donare. Questi sono gli obiettivi. Nessuno si è presentato all'ospedale dicendo voglio donare perché magari sono un Novax, lo voglio donare solo ai Novax, piuttosto che non ci sono casi qua in Friuli Venezia Giulia, diciamo. Ma che mi risulti a me no, è per questo che io dico dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo. Noi siamo un popolo che reagisce bene nei momenti anche di crisi. La nostra storia ci fa vedere anche nel 76 col terremoto come ha reagito il popolo friulano, ma anche con la pandemia ha reagito in maniera, io dico, con le nuove generazioni, dopo tanti anni, ha reagito nella stessa maniera, se non meglio. Posso dire una cosa, in mezzo a tante divisioni che si sono create tra vaccinati e non vaccinati, lei mi ha detto una cosa importante, che può donare chiunque, il dono del sangue unisce qualunque persona. Assolutamente. Questa è la cosa più importante. Assolutamente sì, anche perché il donatore è un volontario, quindi non sa a chi usufruirà del suo gesto, del suo dono. Ma è importante questo, perché il donatore sa benissimo perché lo fa per salvare una vita umana. Questo è lo scopo nostro. Io spero di non aver preso un granchio dicendo all'inizio che siamo ai vertici nazionali per quanto riguarda il dono del sangue e quello del plasma. Beh. Immagino che questi 2 anni si siamo mantenuti a questi vertici, almeno che lei magari dopo non diciamo, mi può... No, non dice sbagliato, anzi è corretto questo dato, tanto è vero che al fine dell'anno il Centro Nazionale del Sangue comunica a tutte le regioni i vari dati. Ecco, la nostra regione è un piccolo orgoglio, però io dico sempre, è un lavoro di equipe tra la sanità e il volontariato del dono del sangue e porta a questi bellissimi risultati, cioè i donatori in base alla popolazione che può donare e alla popolazione diciamo, della regione è la più alta in ambito nazionale e questo insomma è un orgoglio, ecco, dobbiamo essere contenti di essere friulani e italiani. Adesso manderemo tra poco anche delle slide che abbiamo raccolto appunto per farvi vedere, ecco grazie alla regia di Fabio Di Bernardo che era Miscoria, queste immagini, però prima di lanciarle completamente chiedo a Fabio di togliere, grazie mille. Le chiedo però se la variante Omicron può avere in questi primi 2 mesi dell'anno aver fatto scendere, fatto calare il numero delle donazioni, almeno in questo inizio di 2022. C'è stato un contraccolpo? Certo, c'è stato un buon contraccolpo, io dico, perché alla fin fine 500-600 donazioni sul periodo gennaio noi l'abbiamo avuta in meno. Adesso riprenderanno chiaramente perché la gente... Ma il problema è stato, come quello che è stato riscontrato anche nel mondo del lavoro, tantissime persone in quarantena, ma stavano bene. Ne abbiamo avute 60.000, adesso se non sbaglio sono 40.000, stiamo recuperando, però
In effetti noi contiamo su queste persone che ritornano alla, diciamo, vita normale e appunto tornino anche a donare, perché come si diceva prima la donazione non può fermarsi, gli ammalati sono negli ospedali che stanno aspettando il nostro dono, ecco perché è bene non dimenticarsi. Adesso c'è esigenza di donare in questo momento? Ma sì, ci sono i gruppi 0, positivi, negativi, la B, cioè ci sono, noi invitiamo sempre a vedere il nostro sito o chi poi è donatore o chi può diventare donatore avrà anche uno strumento importante che dal 2017 noi l'abbiamo lanciato, è un'app che si chiama Io Dono. Che sta andando molto bene? Sta andando molto bene perché sono oltre 11.000 le persone che l'hanno scaricata e oltre 13.000 le donazioni programmate con questa app. Quindi viene incontro all'esigenza del donatore, ti dà l'opportunità di prenotare in pochissimi secondi senza perdere tempo in telefonate, in chiamate, ma soprattutto ti dà anche la situazione attuale con le goccioline e quindi è un invito e poi ci sono anche le news che arrivano attraverso questa app e senz'altro nei prossimi mesi futuri verrà implementata per altre esigenze che possono aiutare il donatore a far comprendere cosa vuol dire essere donatore a 360 gradi. Quali criticità avete dovuto affrontare in questi 2 anni e in base a questi 2 anni, perché ho detto all'inizio che la pandemia ci ha cambiati, che cosa vi ha cambiati anche voi come donatori di sangue? Tanto. Cosa avete capito da questa pandemia? Beh, intanto è cambiata la socialità, ma soprattutto il donatore ha compreso che il dono di sangue è una linea essenziale di esistenza, non può fermarsi. Non c'è pandemia che può fermarla. E il sangue deve per forza arrivare negli ospedali perché la gente si ammala. E questo la gente l'ha compreso molto, molto attentamente. Ma soprattutto ha aiutato le persone a programmare la donazione, che negli anni precedenti... Classici appuntamenti. Esatto. Invece di crearsi la fila... Esatto, si è creato... Si programma un po' si è dappertutto programmati, adesso. si dice si va dal barbiere, si va a fare la spesa, si va a farmacia, però si va anche a donare sangue, sereni, tranquilli, sicuri, di andare nei centri trasfusionali che sono assolutamente sicuri perché non c'è file o ci sono assembramenti, quindi sono anche i centri oltre all'automoteca sono veramente posti in luoghi sicuri. Sono sempre stati sicuri anche durante la pandemia, anche nel 2020 e la gente l'ha compreso e quindi ecco il perché della donazione che negli anni non ha subito contraccolpi. Mi parlava anche di automoteca, quanto è importante questo tipo di servizio che diciamo, posso dirlo, porta a porta? Il vero porta a porta che funziona magari? È vero, è vero. No, perché è tanto criticato da altre parti quando si associa al porta a porta, no, questo funziona realmente e non ha nessun problema di nessun genere, non divide nessuno. Noi orgogliosamente diciamo che noi dobbiamo andare a casa incontro alle esigenze del donatore. Perché la vita cambia, il mondo cambia, però come si diceva prima il dono non deve fermarsi. Allora sì, abbiamo fatto che l'automoteca avesse delle uscite nei vari territori, parte distanti dai centri trasfusionali, e queste uscite, che sono aumentate negli anni, soprattutto in questi 2 anni, sono da circa 200 che si faceva nel 2019, sono oltre 260 adesso. Ecco perché i vari progetti con l'automoteca e soprattutto la pandemia ha fatto comprendere quanto è importante che la gente aveva paura di andare nei centri trasfusionali per notizie, come si diceva, fake news, no? Ecco. Ha fatto comprendere quanto importante è questo mezzo. È la sanità sotto casa, quella che si sta sperimentando poi nelle riforme sanitarie. Deve essere questa. Esatto, questo è il futuro. Tra poco ne parleremo poi dell'automoteca perché c'è anche una novità. Adesso possiamo mandare le slide, chiedo a Fabio che ci mandi le slide perché così quelle riescono a far capire meglio al telespettatore come è andata in questo 2021. Allora intanto le può riassumere, eccolo qua, donazioni totali al 31/12. 2021 vedo un leggero calo, ma si tratta di 62 unità alla fine, se si pensa che eravamo in un semi-lockdown nel 2021. Esatto. 2020 raggiungere 35.338 donazioni in un anno di paura e di tensione è stato un record. Se il 2021, con tutta la pandemia che abbiamo avuto dopo, perché se consideriamo che nel 2020 la gente non era malata, aveva paura e basta. Certo. Nel 2021 c'è stata proprio l'infezione che ha colpito tanti e nei primi 6 mesi, consideriamo soltanto l'automoteca che ha 4 posti letto, i primi 6 mesi ha potuto lavorare solo con 3 posti letto, quindi abbiamo dovuto rinunciare a una postazione per il distanziamento e per la sicurezza dei donatori.
Quindi se consideriamo che su 6.000 e tante donazioni che l'automoteca fa in un anno, 6 mesi lavorare con un lettino in meno a disposizione, ecco che le 62 donazioni non sono niente. Certo. Andiamo con la seconda slide, che riguarda, se non sbaglio, anche la donazione del plasma. Esatto. No? Qui c'è un calo un po' più vistoso, se non sbaglio. Certo, allora il ragionamento Poi era spieghiamo questo. anche a chi si avvicina anche, no? Quando si dona il sangue cosa vuol dire, donare il plasma cosa vuol dire, cosa si cura donando il plasma? Esatto, intanto donando il plasma si dona una parte essenziale del sangue, che è la parte liquida, è una donazione che richiede un po' più di tempo, anziché 10 minuti dura quasi 45-50 minuti, però da questo plasma si ricavano delle immunoglobuline e gamma-globuline che sono nel nostro corpo, nel nostro sangue, e con questi sono proprio i fattori, che si diceva prima, di salvavita, cioè praticamente si formano e si costruiscono tramite appunto le farmaceutiche che lo lavorano e i farmaci salvavita per emofilici, per malati diciamo gravi di miastenia, tutte queste malattie importanti che altrimenti senza questo tipo di farmaco che si produce solo da plasma umano, queste persone non potrebbero avere una vita dignitosa. E immagino che non resti proprio solo in Friuli, no, ma vada fuori anche all'esterno, giusto? Assolutamente. La donazione, ecco, sì, per noi far capire alla gente quanto in verità serve donare il plasma, perché permette di salvare le persone anche di altre regioni. Sì, ma allora consideriamo che noi in Italia facciamo una premessa, sul sangue siamo autosufficienti, anche in regione qui, ma sul plasma non lo siamo. Dobbiamo acquistare questi emoderivati, queste immunoglobuline dall'estero, che costano molto. Gli Stati Uniti, per dire, sono i primi produttori al mondo. Quindi noi lo scopo e l'obiettivo in Italia è quello di essere autosufficienti anche sul plasma. E non siamo tanto distanti dall'autosufficienza, però bisogna fare uno sforzo. Ma possiamo, leggendo questi dati, abbiamo detto perché siamo calati a confronto di un anno sulla donazione del plasma, dato che serve? Perché noi ci interfacciamo col centro trasfusionale, col CURP regionale, e loro ci chiedono l'esigenza, ci dicono in questo periodo ci serve più sangue, in questo ci serve più plasma. Allora sì che si fa il bene del paziente e si mira alla donazione, quella che serve nel momento giusto in cui serve. Allora, io andrei in pubblicità, se la regia è d'accordo, se il tempo è scaduto nella prima parte, allora riprendiamo tra poco, ci saranno altre slide e poi tante altre novità e magari anche curiosità. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, al mio fianco lo vedete ospite di oggi, di questa sera, Roberto Flora, presidente provinciale dei donatori di sangue. Parliamo della cultura del dono, una cosa bella nel dietro le quinte, di solito si discute in questi 2 minuti, dura 10 minuti un dono del sangue, ma dietro cosa c'è, Flora? E c'è un mondo di persone che lavora silenziose, c'è un mondo di volontari, perché gran parte sono tutti volontari, che ogni giorno parlano di dono di sangue. Allora parliamo di questo dietro le quinte, quante sono il numero delle sezioni, certo, i giovani anche che vengono coinvolti. Assolutamente. Scuole, perché bisogna cominciare da lì, no? Assolutamente, abbiamo sofferto in questi ultimi 2 anni con le scuole perché sappiamo che, insomma, ma però hanno lavorato molto bene i presidenti delle 18 sezioni studentesche in cui appartiene la FDS come sezione. Queste sezioni hanno lavorato in DAD, quindi hanno sensibilizzato lo stesso i ragazzi e ci sono stati anche dei numeri importanti. I giovani non si sono fermati, si sono recati nei centri trasfusionali perché l'automoteca nelle scuole, essendo chiusa, non poteva andare. Ecco perché io dico è una cultura che parte soprattutto dalle scuole ed è la nostra fucina. Dobbiamo coltivare questi giovani e spiegargli cosa effettivamente è l'associazione e entrare a far parte dei direttivi sezionali sul territorio, che sono 200 circa sezioni, in tutta la provincia di Udine, lavorano molto bene, si stanno organizzando anche loro in questo tempo per le chiamate, per utilizzare appunto questo tipo di chiamata e di ricordo alla persona, al donatore soprattutto, che quello che si fa adesso è ricordare le persone, perché spesso e volentieri siamo presi da 1000 impegni e spesso e volentieri ci si dimentica. Orcod, pensavo che fosse l'altro giorno e sono passati 5, 6, 7, 8 mesi. Certo. Però è giusto così, è il nostro compito, è il nostro impegno
e sotto quel profilo lì c'è tanto lavoro da fare. Senta, andiamo a vedere altre slide che abbiamo preparato riguardo alle donazioni. Questa è la terza che riguarda la donazione al centro di Udine. Esatto. Il 40% delle donazioni in provincia più o meno rispecchia anche il peso di Udine, insomma, a livello Esatto. È un punto di riferimento provinciale. importante. Sì. Diciamo che il 40% è in provincia di Udine, ma se andiamo a vedere i dati, il 16% è l'automoteca che raccoglie, quindi ecco perché l'importanza di questo mezzo. E poi dopo vengono tutti gli altri centri, che l'11% è San Daniele, e poi via via di seguito anche Cividale, Gemona, che ha fatto un bellissimo salto di qualità negli ultimi anni, Tolmezzo, e tutti gli altri, e la Tisana e Palmanova, non dimentichiamo Palmanova che è un punto nevralgico in quanto lì c'è proprio il CURP, cioè dove il sangue viene lavorato e poi il plasma viene inviato alle aziende. Allora andiamo a vedere l'ultima slide proprio che riguarda l'automoteca, l'abbiamo citata più volte, che riguarda il 16% se non sbaglio delle donazioni in provincia nel 2021. Esatto. Come potete vedere le uscite nel 2020 erano 242 sul territorio, poi sono aumentate a 268 nel 2021, ma nel 2022 ne abbiamo già programmate 150 solo nei primi 6 mesi. Quindi vorremmo raggiungere il record anche di 300 uscite, vediamo, speriamo, con la nuova automoteca adesso arriva il nuovo aiuto, no? Ecco, che esatto. la se lo può dire, insomma, quella è la grande diciamo novità. che grazie anche alla combinazione Danieli, che ha creduto nel nostro progetto, il progetto appunto di andare a casa del donatore, si sta realizzando questo sogno importante, ma soprattutto questo mezzo importante, sarà un mezzo tecnologicamente avanzato e potrà tranquillamente ospitare come questa, 4 lettini però con distanziamenti, con tutte le normative del caso, nuove, europee, e questo mezzo sarà appunto utilizzato soprattutto nelle aree esterne alle centri trasfusionali, distanti dai centri trasfusionali, dove la popolazione è molto molto sensibile. Consideriamo Sappada, un centro molto lontano, 8,5, Forni di Sopra, Forni a Voltri, pensiamo al periodo estivo, esatto. che è sempre molto carente. Ecco, tutte queste necessità l'automoteca le potrà esaudire. Avendo 2 automoteche che poi correranno sul territorio, più una terza che è quella che poi dopo che gira nella zona del Goriziano e del Giuliano, Isontino, lì ci saranno queste automoteche che girano e saranno secondo me quelle che faranno la differenza a fine anno. Senta, le chiedo anche da quel quadro che lei mi ha dipinto, insomma, non potrebbe che andare meglio da un certo punto di vista, nonostante la pandemia, nella speranza, insomma, che non si ripetano questi 2 anni, i numeri ci dicono, insomma, che la situazione sta andando in meglio. Incrociamo le dita, però ci sarà qualcosa che chiederete alla Regione, immaginiamo, no? Beh, cioè, sicuramente. Non è che può andare tutto rose e fiori, no, avete qualche cahier de doléance, come dicevano sicuramente, i francesi. io dico sempre, il mondo del volontariato tutto da solo non può fare. Ci deve essere sempre l'appoggio e anche la condivisione degli obiettivi. Se siamo, come si diceva prima, la sanità, la Regione e le associazioni di volontariato che lavorano in simbiosi, si raggiungono degli obiettivi importanti per tutti, per tutta la popolazione, ma soprattutto per la sanità regionale, che questo a noi ci interessa, e per i nostri malati. Certo che chiederemo, noi abbiamo fatto una conferenza stampa a fine anno e l'assessore Riccardi è stato gentilissimo a essere presente, c'era anche il direttore dell'ospedale di Udine, Dennis Caporale, e lì mi sono permesso di chiedere una KIP dedicata a questa terza automoteca. È importantissimo perché questo progetto non può lavorare con un mezzo ipertecnologico, però se non c'ha le persone, se non c'ha il personale dedicato, se non c'ha l'infermiere, i medici che lo fanno andare avanti. Ricordiamoci che l'essere umano è quello che poi fa utilizzare e utilizza bene i mezzi e fa avere i risultati, quindi abbiamo bisogno di questa professionalità e di questa professione. La gente magari anche
avendo dei professionisti di fronte si sentono più rassicurati, immaginiamo. Assolutamente, io dico sempre... Anche cercare di convincere, ma in senso buono, non in senso ovviamente... No, no, anzi, io vedo a molti donatori che quando vanno nei centri trasfusionali trovano dei medici preparati, delle infermiere educate, serene, tranquille, cioè ti danno una tranquillità, una serenità, una voglia di tornare. Ecco, questo è l'obiettivo. L'obiettivo è questo, far sì che quando vai in un centro trasfusionale o vai a donare, sia in automoteca, dove tu sia, sei a casa tua. Io chiedo alla regia quanti minuti abbiamo ancora, perché mi manca un punto di riferimento. 3 minuti, ecco, la voce di Chiara mi ha detto 3 minuti. Come vede questo 2022? Non è iniziato nel migliore dei modi magari per la variante Omicron, però questa novità dell'automoteca potrebbe dare una mano in più, la regione magari potrebbe darvi un'ulteriore mano con questa equipe di professionisti. Quali altri tipi di progetti avete, diciamo? Ma allora, noi ne abbiamo tanti, li abbiamo dovuti chiudere negli ultimi anni, più di qualcuno nel cassetto, ma noi stiamo già realizzando dei progetti sulla comunicazione. I volontari ci sono sempre, Assolutamente. Sono in aumento, sono in diminuzione? Diciamo che abbiamo delle nuove leve giovani che ci stanno curando i social e ci stanno anche dando una mano nelle sezioni, che sono veramente bravi, e stanno portando anche i loro coetanei a donare in centri trasfusionali. Questo è un bellissimo risultato perché è un orgoglio per l'associazione. Ma ci sono tante sezioni che appunto, anche se non sono super giovani nei consigli sezionali, stanno lavorando bene. Gli obiettivi ce ne sono tanti, dicevo prima, comunicazione fondamentale, perché oggi come oggi la comunicazione deve essere corretta, deve arrivare da fonti sicure. Il donatore non può e non deve mai avere una comunicazione sbagliata, perché se no ne risente il malato, ne risente il nostro malato. Ecco. Obiettivi, certo, allora noi essendo volontari dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Abbiamo degli obiettivi importanti di crescita. Io dico, se quest'anno abbiamo raggiunto 35.000 donazioni, il prossimo anno io spero che ce ne siano 1.000 in più. Bene, io la ringrazio con questo segnale di speranza, di ottimismo, che non deve mai mancare. La ringrazio per essere venuta in trasmissione da noi. Grazie a voi per l'opportunità di parlarvi e di spiegare tante situazioni che noi viviamo normalmente ogni giorno, ma giustamente la gente non può sapere. Bene, io auguro buona cena a tutti, buona serata e ci vediamo domani sempre con Screenshot. Grazie, arrivederci.